E adesso vado col cestino della frutta a portargliela della nonna e vado per il bosco. Cappuccetto Rosso mentre va per il bosco incontra il lupo. Ciao, sono il lupo. Ciao Cappuccetto Rosso, dove vai? Vado dalla nonna a portargli la merenda perché la nonna è malata e allora vado a portarci la merenda. Ascolta, io conosco una scorciatoia e se la fai arrivi prima. Ah, va bene, grazie. Qual è la scorciatoia? Guarda, prendi questa strada, vai sempre dritto, al primo semaforo giri a destra, poi trovi un'edicola, fai 2 giri intorno, prendi per via Monte Napoleone e arrivi a casa della nonna. Grazie, grazie. Però il lupo cosa aveva fatto? Aveva fatto apposta per correre dalla nonna e fargli uno scherzo. Arriva a casa della nonna, toc toc. Allora il lupo: sono Cappuccetto Rosso, non mi riconosci dalla voce? Oh, mio nipotino. Ti ho portato la marmellata, ti ho portato le noci, ti ho portato i pistacchi, ti ho portato le supposte. Mi fai entrare, nonna? Sì, guarda. Allora la nonna apre la porta e il lupo miam, si mangia la nonna e si traveste. Cappuccetto Rosso, toc toc, è il lupo che è vestito dalla nonna. Sì, chi è? Nonna, sono Cappuccetto Rosso. Cacchio, ho fatto una lunga strada per venire a te. Qui cestino con dentro la frutta. Mi fai entrare? Sì, va bene, entra. Che cacciatore. Ciao nonna. Ma nonna, ma che occhi grandi che c'hai! Sai, è per vederti meglio. Ah, ma nonna, ma che orecchie lunghe che hai! È per sentirti meglio. Ma nonna! Oh, ma cacchio tu non sei capace a farti. Ma nonna! Ma che bocca grande che... È per mangiarti meglio. Andiamo, andiamo. E lupo si mangia anche Cappuccetto Rosso. Bello pieno. Oh, che mangiato, mangi fatta. Mi son fatto una mangiata mega. Adesso mi faccio un sonnellino che c'ho la pancia strapiena. E mentre il lupo dorme arriva il cacciatore e dice: ma come? Dov'è la nonna? Dove la nonna? C'è un lupo. C'è un lupo in giro. No, sono la nonna. Sei un lupo cattivo. Cattivo. Adesso ti sparerò io. Il lupo muore, gli taglia la pancia, e dalla pancia chi esce? La nonna. Chi esce? Cappuccetto Rosso! Esce Cappuccetto Rosso. Ciao bambini! Grazie cacciatore, grazie di avermi salvato. Dopo la nonna. La nonna, ascolta, non posso fare 20 cose. Grazie, mi hai salvato cacciatore. Che brutto lupo, brutto cattivo. Oh mio Dio. Fine. Bravo!